La preghiera che ci salva dalla morte improvvisa. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una preghiera molto importante che è riportata in uno degli scritti di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, precisamente nelle opere ascetiche. Si legge nello specchio degli esempi. C'era un giovanotto molto devoto di nome Edmondo, inglese, che stando un giorno in campagna con altri fanciulli, egli, che amava molto pregare e stare in solitudine, soletto iniziò a passeggiare per un prato per rivolgere una preghiera a Gesù bambino. Ed ecco, gli apparve un bambino molto bello che lo salutò. Dio ti salvi, o Edmondo mio caro. E poi gli chiese: ma tu sai chi sono io? Edmondo rispose: no. Ed il bambino a sua volta rispose: ma come no? Come no? Disse il celeste fanciullo. Come fai a non sapere chi sono quando io ti sto sempre a fianco? Ora, Edmondo, se vuoi conoscermi, guardami in fronte. Egli guardò Edmondo e lesse in fronte al bambino le seguenti parole, scritte proprio sulla sua fronte: Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. E il bambinello soggiunse: questo è il mio nome e voglio che, in memoria dell'amore che ti porto, ogni notte ti segni la fronte con queste parole ed esse ti libereranno dalla morte improvvisa, come anche libereranno ognuno che farà lo stesso. Edmondo quindi da quel momento iniziò a segnarsi sempre col nome di Gesù. Il demonio una volta gli afferrò le mani per impedirgli di segnarsi, ma egli lo vinse con la preghiera e poi lo costrinse a dire quale fosse l'arma di cui egli più aveva paura, e il demonio disse che erano quelle parole con le quali egli si segnava la fronte. Pertanto, carissimi, impariamo questa preghiera insegnataci dallo stesso Gesù bambino ed iniziamo col dire: nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ora, carissimi, con il pollice della mano destra bisogna tracciare un segno di croce sulla fronte e ripetere per ben 3 volte le parole che leggete sullo schermo. Ogni volta che si ripetono queste parole, che si ripete questa formula, questo nome, bisogna ogni volta segnarsi la fronte col pollice della mano destra e quindi ci segniamo la fronte facendo un segno di croce col pollice della mano destra e diciamo per 3 volte, sempre segnandoci la fronte per ogni volta che
diciamo questa preghiera. Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, Iesus Nazarenus Rex Iudeorum. Quindi ci facciamo il segno della croce consueto che conosciamo tutti, nel nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Si ricordi quello che diceva l'anziano Cleopa, che è un sacerdote mistico ortodosso morto in odore di santità, il quale riguardo alla potenza del segno della croce diceva: quando parti per un viaggio, quando inizi il tuo lavoro, quando vai a studiare, quando sei solo e quando sei con altre persone, sigillati con la Santa Croce sulla tua fronte, sul tuo corpo, sul tuo petto, sul tuo cuore, sulle tue labbra, sui tuoi occhi, sulle tue orecchie. Dovreste essere sigillati tutti con il segno della vittoria di Cristo sull'inferno. Allora non avrai più paura degli incantesimi, degli spiriti maligni o della stregoneria, perché questi vengono dissolti dal potere della croce come cera davanti al fuoco e come polvere davanti al vento. Preghiamo, facciamo nostra questa preghiera preziosissima, facciamolo tutti i giorni e vedrete che il demonio non avrà più alcun potere su di noi e sulle nostre vite. Vi saluto carissimi e siano sempre lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria.